E dopo il dovere arriva il piacere, come di consueto il nostro terzo tempo che è diventato ormai una consuetudine delle giornate di pulizie nuragiche. Anche oggi molta partecipazione, tanta gente è arrivata anche da fuori dal Sarrabus, dal Campidano, che per la prima volta si sono uniti a questo tipo di esperienze. Spero che portino nel loro territorio un buon ricordo, ma quello spetta anche a noi adesso coccolarli dopo tanto lavoro con del buon cibo e un bicchiere di vino anche. Quindi sono molto soddisfatto, un altro nuraghe pulito. Che dire, posiamo gli attrezzi e diamoci alla mangiatoia. Ringraziamo soprattutto il comune di Muravera che sta sponsorizzando tutta questa attività. Ringraziamo Forestas che ci ha agevolato nel compito aprendoci i cancelli, permettendoci di arrivare fino al nuraghe. Ringraziamo soprattutto tutta la comunità, cioè tutti coloro che vengono ogni volta come volontari e aiutano per realizzare qualcosa per la Sardegna, per l'isola, che è una cosa importantissima perché appunto non bisogna mai aspettare che siano gli altri a fare le cose, ma dobbiamo essere noi sempre i primi a rimboccarci le maniche e fare qualcosa per preservare la nostra cultura. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima pulizia, magari dal vivo. Ciao!